Siamo giunti alla 10ª edizione del Cammino da San Marco a San Marco, una manifestazione che ogni anno si rinnova per la sua semplicità nella partecipazione, e questa partecipazione semplice rinnova la forza del collegamento tra i partecipanti e la terra e la nostra terra. Una forza che ci dà il modo di continuare a riscoprire la nostra fede, la nostra cultura, la nostra identità. Siamo giunti alla 10ª edizione, che ogni anno cambia come percorso, come punti di incontro, come tappe di partenza. Come ogni anno, comunque la partenza rimane sempre in piazza San Marco a Pai di Torre del Benaco, e partirà sabato 10 marzo e si concluderà domenica 25 marzo in piazza San Marco a Venezia, compleanno di Venezia, con una manifestazione nel pomeriggio in piazza, con la presenza di numerosi corpi in armi con gli abiti storici e la presenza numerosa di un gruppo di Schutzen dal Sud Tirolo, collegati con noi per l'amore per la nostra patria e per la nostra fede cristiana. Ogni anno cerchiamo dei punti diversi, da scoprire nuovi punti culturalmente e religiosamente diversi. Diversa quest'anno sarà la Basilica della Madonna dei Miracoli di Lunigo, andremo al castello di Monselice a Padova, passeremo davanti al castello del Cataio, sempre in provincia di Padova, e nella Bassa Veronese a Villa Cade d'Oro, che verrà aperta appositamente per noi durante il cammino, così potremo transitare all'interno del suo meraviglioso parco. Cosa dirvi? Ogni anno noi cerchiamo di darvi spunti, dei punti di fede, punti di vista culturali, punti di vista turistici per partecipare. È un cammino, non è una manifestazione sportiva, chiunque può partecipare, chiunque può fare il percorso che si sente, 100 metri, 1 chilometro, anche tutta. Noi vi aspettiamo e siamo qui pronti per voi a camminare insieme.